questa volta la menzione d'onore per quanto riguarda la narrativa inedita. Chi meglio di colui che l'anno scorso vinse proprio questa categoria al premio Prunola con questo libro che sta avendo un enorme successo. E tra l'altro mi dicono, vero Alessandro e Andrea, voci di corridoio, che il premio Prunola porti anche bene, nel senso che tutti coloro che passano di qua, o vincitori o autori o comunque che abbiano, diciamo, attraversato questo palco in qualche modo, che siano stati ospiti o qualcosa, abbiano fatto col Prunola, mi sa che hanno avuto poi successo, vero Alessandro? Me lo confermi? Quindi il Prunola porta bene, il premio Prunola di Castelfranco porta bene. E quindi inviterei con me l'autore di Quale Padre, che è qui in giuria, Thomas Tomin! Eccomi. Grazie Gianluca, grazie agli organizzatori del premio. Cosa dire? L'anno scorso ero seduto al vostro posto, pensavo proprio oggi a che emozione provano tutti i finalisti, perché io dico sempre, a prescindere dal premio, è già un onore che voi siate su questo palco, che io sia qui e che voi siate seduti lì. Sono emozioni che non ve lo dico perché l'anno scorso ero lì, non si dimenticheranno mai, te le porti a passeggio tutta la vita. Per me sono passati 12 mesi, ma sono certo di questo. Quindi sono orgoglioso di premiare la categoria degli inediti, della narrativa inedita, che l'anno scorso mi ha visto premiato. E tra l'altro io ti volevo chiedere, Thomas, domanda, perdonami, un po' banale e anche un po' scontata, che sensazione ed emozione si prova quindi dall'altra parte della barricata, cioè qui in giuria eri di lì e adesso sei di qui, perché immagino sia altrettanto di forte responsabilità anche, non è giudicare, no? Una forte responsabilità. Io ho letto tutti, come i miei colleghi giurati, tutti i testi di tutte le categorie, proprio perché io ho vissuto in pieno il senso proprio della responsabilità. Poi noi autori regaliamo veramente un qualcosa agli altri, dobbiamo avere una forte responsabilità in quello che scriviamo. Quindi il libro ci rappresenta, ma può anche cambiare le persone che si approcciano alla lettura. Non è assolutamente un gioco, diamogli un forte valore anche etico, sociale. Poi, come diceva lo psicologo prima, che ringrazio, che ha curato la postazione del mio libro, è una sorta di terapia, cioè noi lasceremo per sempre qualcosa di noi e nello scrivere cresciamo, ma ogni volta che leggiamo cresciamo ancora. Certo, infatti mi volevo allacciare alle parole del dottor Oscar Miotti, perché è un po' psicoterapia scrivere, anche è molto psicoterapia, come per noi il teatro e altre cose. E quindi io inviterei la nostra Francesca, che aspettavo, che volevo ringraziare con un bel applauso, dai, queste belle presenze femminili che vi coadiuvano, con il nome del vincitore, che sarà per quale categoria, quindi dicevamo? Allora, la menzione d'onore della categoria narrativa inedita dell'edizione 2019 del premio Prunola va a Virginia Ribaric con Mai meglio di così. Zenz Band, un applauso a Virginia, quindi per questo premio, complimenti. Grazie. Allora, Thomas, lo so, è l'emozione, vedi quello che diceva Thomas prima. Ti capisco, perché rivedo nel tuo sguardo tutto quello che ho provato io, quindi ti auguro veramente di cuore, ti do del tu, perché sei molto giovane, che tu possa veramente sentirti a tutto tondo Prunola e che il tuo libro abbia tanto successo, perché chi scrive dopo aver ricevuto un riconoscimento come questo ha diritto di farsi conoscere agli altri. Mi verrebbe da farti una domanda. Il tuo libro è giustamente definito come un'autopsia d'amore. Tu l'hai mai fatto un'autopsia d'amore? Oddio! Cosa intendevi con un'autopsia d'amore? Allora, premetto che io sono una romantica patologica, quindi questo mi ha portato un po' a raccontare qualcosa che non ho vissuto in prima persona, per fortuna, però è un po' il risultato delle mie serate di sottovuoto romantico, diciamo così. È una storia di un amore maturo, un amore che
auguro a tutti di vivere, anche se ha un percorso un po' travagliato, però forse è proprio nei momenti di crisi che riusciamo a dare il nostro meglio, e forse anche da questo arriva il titolo, e per me è stato così, quindi sono molto felice che sia stato gradito in questi termini. Bene, molto gradito, te lo garantisco. Allora Virginia, adesso altre emozioni, ci andiamo ad ascoltare un brano tratto dal tuo libro, Mai meglio di così. Allora se ti vuoi accomodare, ricreiamo l'atmosfera per la nostra lettrice. A terra tutto appare prospetticamente più appagante. Chissà se Brunelleschi, dopo una sofferenza d'amore, osservava la sua opera da questo punto di vista. È uno dei pochi modi che ho, in questo inizio d'estate, non tanto di combattere l'arsura, ma di sopravvivere al tuo pensiero. La mia posizione richiede indubbiamente un'autopsia d'amore. Da questo pavimento intravedo i piedi del divano, che sostengono eroicamente un quintale di relax a buon mercato. Quante fatiche, film, libri, delusioni ha abbracciato questo sofà negli anni. Di colpo mi sento un'ingrata nei suoi confronti. Eppure, da quando ho saputo di te, ho ricominciato a credere che alla mia età sia possibile innamorarmi di nuovo come quando ero un adolescente. Quando il bello della classe ti chiedeva se avevi una penna da prestargli, ma tu credevi lo facesse perché era il suo modo di dichiararti il suo amore. L'adolescenza però è svaporata da tempo e gli anni sono già 35. Comunque so che tutto questo ora conta poco. Non so quanto resterò ancora sdraiata in questa posizione. So solo che ne avrò bisogno fino a quando non vincerò questo braccio di ferro contro la gravità della mia femminilità ferita. Eri bello, suggestivo, e tutto questo mi sussurrava guai in vista. Eppure quel giorno mi sentivo pienamente impartita e ti avrei dimostrato che me la sarei giocata fino ai rigori. Salutiamo Virginia Rivalic, perché davvero Virginia mai meglio di così, al Prunola, vero?